Buonasera a tutti, è con piacere che vi abbiamo ospiti qui all'ospedale di Padova Sud per un evento un po' particolare, non tanto per l'esibizione in sé, ma soprattutto per l'orchestra che è ospite qui con noi questa sera, per la gentilezza che ci ha fatto di aver donato parte del proprio tempo prima ai nostri ospiti leggenti, perché hanno già fatto un giro in tutti i reparti, o perlomeno nella maggior parte di questi, e adesso ci faranno un po' di compagnia in previsione di questo Natale. Perché ho detto orchestra speciale? Perché è formata da colleghi medici, è formata da studenti di medicina della facoltà di Padova, da specializzanti e da operatori comunque dell'ambito sanitario. Quindi io li ringrazio a nome mio, a nome di tutta la direzione e anche a nome degli operatori sanitari di questo ospedale, perché è sempre piacevole avere l'ospedale integrato con la città e così avere dei momenti che ci permettano di avere un po' di serenità. Passo adesso la parola al direttore d'orchestra, che è il maestro Seller, che è un collega dell'azienda ospedaliera di Padova, che vi illustrerà brevemente proprio la loro attività, la loro composizione e di che cosa ci allieteranno in questa serata. Colgo l'occasione a tutti i presenti, a chi ci sta ascoltando, di augurare un sereno Natale e un anno nuovo che possa dare tanto bene e salute soprattutto a chi ovviamente ne ha bisogno. Intanto grazie per l'invito, per noi è un piacere, siamo nati proprio con questo spirito di dare possibilità di migliorare la qualità degli ambienti ospedalieri. Come diceva la dottoressa, noi appunto siamo nati già nel 2013 come realtà tra medici specializzanti e laureati in medicina, poi si sono aggiunti anche operatori sanitari come abbiamo infermiere e un collega che lavora in direzione, come un fisico che lavora in direzione sanitaria. Noi oggi vi abbiamo preparato un programma natalizio, partiamo e io vi guiderò un po' come brani, così anche potete gustarvi un po' l'ambiente dei vari brani. Allora, il primo pezzo è di Corelli. È stato scritto nel 1714, proprio per la notte di Natale, è stato eseguito per la prima volta a Roma, al collegio dei Vescovi, proprio il 24 di dicembre. Quindi è formato, è un concerto grosso con dei solisti che voi sentite e archi. Buon ascolto.
secondo brano abbiamo preparato Angelo Corelli con questo brano. Questo brano ha dato un impulso alla musica, ai compositori di quell'epoca in tutta l'Europa, e in modo particolare Handel si era molto appassionato a questo stile di concerti grossi. Ne ha scritti parecchi, ecco, questo è uno di una serie di 6. I concerti grossi sono formati sempre per qualche strumento solista e l'orchestra. Ecco, in questo caso opera 6 numero 3 è opera 3 numero 3 è un concerto grosso per flauto o oboe. Lui ha dato la possibilità di farlo fare o all'oboe o al flauto. Noi abbiamo oggi qui con noi il flauto, è il professor Alberto Maran del Dipartimento di Etologia di Padova, Melodia del Ricambio, come solista, e l'orchestra segue appunto questo concerto grosso.
Voi vi chiedete dove provano questi? Hanno tempo per lavorare o studiano solo? Questa è tutta gente che ha studiato al conservatorio, diplomati, e poi ha deciso di dare una priorità diversa nella vita e quindi si sono messi a studiare medicina o scienze infermieristiche o ecco quello che dimenticavo, abbiamo anche un informatore scientifico. E troviamo alla sera il direttore generale che vi saluta, dottor Flor, che sa che siamo qui e ci porta i saluti all'ULSS, e ci dà a disposizione l'aula magna della palazzina dei servizi. Prima siamo partiti nella cappellina, poi l'acustica non era perfetta, abbiamo chiesto molto timidamente se potevamo entrare in aula magna e ce l'hanno data la sera quando si libera dagli impegni dell'azienda, noi siamo lì. Ci troviamo a seconda degli impegni, una volta alla settimana, intensificando poi per gli impegni. Il prossimo brano facciamo un salto di 250 anni in avanti,
Nel 1936 Samuel Barber scrive un adagio per quartetto d'archi che manda a visionare a New York, dove c'era Toscanini che dirigeva la New York Symphony Orchestra, e lo guarda, ecco, lo rispedisce indietro e dice a Barber: me lo scrivi per orchestra. Ecco, l'ha trasformato, l'ha scritto per orchestra, ed è bello perché è un po' una revisione, va bene per questo periodo natalizio, perché si parte molto sobrio, come è un po' le cose della nostra vita, una nascita, ecco, un acme, cioè un momento di culmine della vita che può essere non solo gioia ma qualche volta anche dolore, e poi si va, ecco, verso la fine, che può essere un po' come la nascita. Ecco, chi fa l'esperienza, io sono geriatra, ecco, sa che questo è un po' simile. Buon ascolto.
monocrano e non richiede nessuna presentazione. Grazie mille. Facciamo un piccolo bis. Bene.
facile trovare un momento così conviviale, così sereno, e soprattutto ringrazio perché sono colleghi, come vi hanno detto durante il giorno sono al servizio degli ammalati con un'altra parte della loro modalità di vivere, e in questo momento sono stati vicino a noi, e come dicevo prima nei reparti, in questa loro nuova e altra modalità di vivere. E quindi ringraziamo veramente di cuore il maestro, tutti i componenti, i colleghi e i futuri medici, visto che ce ne sono molti di loro. Ringraziamo il direttore dottor Flor che favorisce questo, e la nostra direzione lo ringraziamo per aver comunque permesso questo. Grazie e veramente buon anno a tutti.